Ex amministratori e dirigenti finiti nel mirino della Procura della Corte dei Conti per danno erariale. L'atto è stato notificato nei giorni scorsi al segretario generale del comune di Porto Empedocle. Il municipio di Vigata, come è noto, è alle prese con lo stato di dissesto finanziario dichiarato e deliberato dal Consiglio Comunale. In questa fase top secret sia i nomi che il contenuto della missiva predisposta ed inviata dalla magistratura contabile, anche se i destinatari sarebbero già venuti in possesso delle lettere e delle motivazioni. Il comune empedoclino, valutato il quadro, potrebbe costituirsi in giudizio come parte lesa. Sul tavolo ci sarebbero somme importantissime che sarebbero state spese non in modo conforme a quanto previsto dalle norme, secondo l'analisi della Corte dei Conti. Tutte accuse e ipotesi che si potranno comunque conoscere meglio nei prossimi giorni. Il nodo è certamente di natura amministrativa ed economica, ma anche di natura politica. L'articolo 248 del testo unico degli enti locali infatti sostiene che gli amministratori riconosciuti anche in primo grado responsabili di avere contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire per un periodo di 10 anni incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, quanto basta per incidere sull'evoluzione di una carriera, ma prima ovviamente vanno accertate le responsabilità.